Ovviamente la vicenda del calcio Catania ha sconvolto un po' anche la puntata di Alla Catalla di oggi, quindi ci comprenderete, ma abbiamo ancora un'ora, Gianfranco, per scoprire che come preparerebbero i nostri amici un tipo di pasta in particolare. Allora Gianfranco, per sbaglio, per errore, ha comprato le farfalle, vero Gianfranco? Le farfalline o farfalle? Le farfalline. Farfalline piccole? Quelle piccole. Ha comprato le farfalline, no le farfallone, le farfalline. Voi come gli consigliate di preparare le farfalline? Che so, Barilla, vabbè, fotterino, pubblicità, ammoccamo, Barilla, ammoccamo. Alla Catalla su Radio Fantastica fino alle 14. Farfalline o farfalle? Farfalline, come le cucinereste per lui? Ciao! Avete visto bene in faccia, se ci state guardando al canale 215 oppure in streaming sul sito di Sesta Rete, guardate bene la faccia di Gianfranco e pensate come potrebbe mangiarle queste farfalline, lui così le ha chiamate, farfalline della Barilla. Stavo pensando una cosa. Sì. Sto pensando che Pippo è importante. Pippo 89, no, una riflessione, stavo guardando il nostro monitor, no? Sì. Stavo pensando che Pippo 89 è alla mia destra, sì, accanto a me, ma non si vira in non c'è mai, non si vira. Anche se ti passa davanti non si vede, non si sa perché. Alessia scrive: aglio soffritto, pomodorini e pistacchio. Come lo pare? Interessante. Proprio prendi l'aglio, lo metti nell'olio, lo soffriggi, pomodorini e pistacchio, e pistacchio. Ciccio Russo dice: buongiorno Giuseppe e Gianfranco, io li condirei con salsicce e funghi. Saluti a voi e a tutti gli ospiti. Come ti pare? Che lui i funghi mi mettono pesanti, ci fanno danno, ci picchiano cose, ci vedono un bordi, si baddia tutto nella faccia. Ma non è vero, no, li mangio, però si macula, lui si macula tipo a striature di zebra. Come sono condannato? Come dipende? Baddiato, maculato oppure striato? Come sei? Baddiato. Ariato, sei ariato? Si riga. Dico, sono 9 anni che me ne dice di tutti i colori, però mi vuole bene e mi ha visto anche crescere. Se no non te ne direi di tutti i colori. Crescere non ti ho visto mai. L'ho conosciuto così e in 9 anni non è cambiato, addirittura so che l'Africa si è avvicinata di più alla Sicilia e lui ancora niente, neanche quel millimetro, quel micron, niente. Crescere non sa. Pippo. Renzo DJ, ciao Peppe Farfallino. Allora, farfalle alla Catalla, cipolla, così le chiamano, farfalle alla Catalla. Cipolla rosolata con olio d'oliva. Dopo aggiungere pomodoro fresco di ciliegino tagliato in due. Ne parlavamo poco fa, fuori onda. Ciliegino tagliato in due. Ti giuro, sì, poi? Fare cuocere, poi pestare i pomodorini, quindi fare il pick pack, così si chiama, no? Fino a formare una crema, lui proprio la crema vuole fare. Dopo aggiungere una o più scatolette di tonno sminuzzato finemente, peperoncino, un goccio di vino bianco, 2 o 3 foglioline di basilico e un po' di pinoli a scelta, dice, se uno li vuole. Poi scolare le farfalle e mantecare in padella a fuoco medio. Un ti amo al mio amore Loredana Ciancio che non manca mai. Finalmente Gianfranco seduto. L'hai visto? Sembra a ditta. Dopo 3 anni di Alla Catalla in piedi adesso mi siedo. Ma solo perché me l'ha chiesto Tonietta, se no sarei stato in piedi volentieri. Ricetta delle farfalline estate, anzi le farfalline alla Catalla in the summer. Ti piace? Mi piace. Allora avete le farfalline intanto, perché se non avete le farfalline di che stiamo parlando? Tenente, no? Ci vogliono le farfalle che è una forma di pasta molto carina, anche perché la farfalla è, come si dice, agnottacà, come si dice, ammogliata a mo' di caramella, quindi d'un ruppo menso gli dà quella consistenza della callosità bella, che sape bella, no? Si prende il tonno, una scatoletta di tonno, si prende un limone, ma ci servirà soltanto la scorza, poi della mozzarella, ma se vi piace anche della caciotta affumicata, che non è male, tagliata a piccoli dadini, la cipollina quella lunga, se fosse possibile meglio, ma anche l'altra va bene, ma tritata finemente, poi il prezzemolo e poi una noce di burro. Si fanno cuocere le farfalline in acqua ovviamente salata, dopo che saranno ben cotte si mettono in una terrina dove c'è tutto quello che ti ho elencato prima, a crudo. Se tu li metti nella terrina e arrimini col caldo della pasta, già lei si scioglie, si manteca col burro e la mozzarella, il tonno e tutto il resto, e viene una cosa molto particolare. Se la vuoi più sciolta, qualcuno aggiunge anche un pizzico di panna per renderla un po' più sciolta, ma in quel caso è meglio riportarla in padella e farla ravagliare, capito? Spadellarla. Elvira sta studiando.
per gli esami prossimi venturi, vero? Approfitta della pausa del backstage. No, ne approfitto un pochettino perché sennò resto troppo indietro. Fai il ciak. Chi sia un ciak? Lo pestate a volte, pestatelo, lasciaci pure le È di un giallo. Per favore. È di un giallo, giuro, va. Vabbè, Chuck, andiamo? Vai. Che stavamo dicendo? Qual era il promo? Alla Catalla in Destram. Non dimenticate che torneremo il 13 luglio con Alla Catalla in the Summer, in diretta dal Lido Azzurro. Lo senti? Secondo te, Pippo 89, intra la pancia, c'aveva tutto cose normali? Ma non c'ha la pancia. Non c'è capo le Non c'è la cose, pancia. capito? Un numetto, figo ce l'avrà secondo te? Beh, probabile. Se non c'avevo figo non c'avevo pancreas, una cosa c'è l'alloare, con un numetto non c'è, io ho avuto l'ardire di completare il corpo del corpo umano, sai quello che usciva in edicola? sì. Intanto è quando è Pippo è auto, preciso, magari la forma la testa, le misure. E guardandolo e pensando a Pippo 89 ho detto, ma tutte queste cose di Pippo non c'è sono. Ma ce le hai in miniatura. Quindi o ci sbagliano sono. gli dell'edicola o è Pippo che mi ha fatto buono, non lo so io. Altro caro. Questo è il tempo delle mele tue, sei un pazzo. Questa abbiamo la versione siciliana che è una canzone d'amore bellissima, fatta da me e Antonio Zera, sì, per un musical che si chiamava Amore al nome di quel figlio, fatto tutto con canzoni parodiate famose, tra cui c'era questa che era bellissima. Mi talì ma non parli mai. Ma stupori come uccellai, c'è o non c'è un sentimento. Moroso non sono tuttia, quest'amore c'è una pazzia, penso che tu sei solo che mia, ma lo spizzichiancio. Tony Etna, sei contento tutto sommato di chiamarti Tony Etna? Molto. Che se fosse stato Vesuvio era brutto. No, dai. brutto, stonavo. Totun Vesuvio. dai, Anche brutto. Totò Vesuvio. Tony Stromboli. Tony Stromboli. Tony Fuji. Tony Fuji è brutto. Tony Kilimangiaro. Nino Kilimangiaro. Tony Merapi. Meravi. Non è Meravi, dove È in Sud America. quello là islandese come si chiama? E gli affiaccagli occulti. Ok. Ah, Si sì. chiamava così com'è? Tony e faffiaccagli occulti. Così si chiama? Ero codice E gli fiscale. affiaccagli occulti. Hai capito? Per noi è tutto, andiamo a mangiare? Dobbiamo andare a mangiare A perché ho domani, fame. Ciao, alla Catalla, buon pranzo, ciao. amici.